Salve a tutti, riprendiamo la seconda parte della lezione attinente alla democrazia in Sardegna, politica, economia e società. Per quanto riguarda l'economia sarda, i problemi non erano legati solamente alla malaria, ma la terra era sempre arretrata con i servizi pubblici. Basti pensare che su 364 comuni, 156 non avevano scuole. 357 non avevano le fognature, 199 avevano cimiteri inadeguati, 250 non avevano acquedotti. Inoltre le strade erano malconce e poche. Le tratte navali con il continente erano scarse. Per non evidenziare come erano arretrati il mondo dell'agricoltura e della pastorizia, oltre al lavoro nelle miniere. Nel 1951 il governo aveva nominato una commissione per studiare il piano di rinascita, il quale era stato concluso nel 1958 con il famoso rapporto conclusivo sugli studi per il piano di rinascita. L'anno seguente, nel 1959, veniva nominata una nuova commissione per rendere operativo il programma precedente e nel 1962 veniva approvato dal governo italiano con un finanziamento di 400 miliardi di lire, una somma immensa. La legge 588 del giugno del 1962, piano di rinascita per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale del 26 febbraio 48 numero 3, ovvero sull'autonomia, fissava gli interventi economici per l'agricoltura e savasturia, soprattutto per l'industria, ritenuta il motore di una nuova economia in una terra arretrata nei suoi settori tradizionali, secondo quella logica dominante di polo di sviluppo, da dove tutto nasce e si distribuisce nel posto. Questa era una politica di fiducia economica elaborata in continente e immessa in Sardegna con la speranza di ottenere gli stessi risultati legati al boom economico continentale. L'11 luglio del 1962 la regione sarda aveva emanato la legge numero 7, in cui venivano fissati i suoi compiti per la programmazione dello sviluppo. In poche parole, doveva programmare come spendere i denari della legge 588 del 62. Il 31 dicembre del 62 era nata la scuola media dell'obbligo, la quale doveva dare una continuità formativa, educativa, a quei bambini che concludevano la scuola elementare. Perché qua vedremo come in seguito ci saranno dei problemi, ma in diversi casi questi problemi saranno risolti attinenti alle strutture scolastiche in Sardegna. I primi anni 60 erano anni in cui la Terra vedeva ciò che non aveva mai visto. Cosa non aveva mai visto? L'industria petrolchimica in ogni ove della Sardegna. Inoltre venivano realizzati ancora lavori di bonifica. Ma dobbiamo rimarcare che la filosofia politica non aveva visto la realtà sociale ed economica sarda, poiché l'industria non si fondava sull'agricoltura e sulla pastorizia, ma era stata emessa dall'alto e realizzata a tavolino senza guardare la realtà e la cultura sociale ed economica di Sardegna. Lì mi ricordo le critiche che faceva sempre il professor Giovanni Lillio, no? Quale criticava queste imposizioni dall'alto perché non avevano analizzato nel miglior modo possibile il mondo agropastorale sardo, cioè lui intendeva mettere in essere soprattutto delle cooperative
nel mondo citato, ovvero nel mondo agropastorale. Nel 1962 veniva in essere il Consorzio della Costa Smeralda, che dava inizio all'industria turistica in Sardegna. E in questa circostanza la regione sarda, attraverso l'ente di sviluppo industria turistica, l'acronimo ESIT, aveva realizzato alberghi in ogni posto dell'isola. Ma la terra in questi anni vedeva rinascere un forte banditismo a causa del malessere popolare, soprattutto nelle barbagge. Questo movimento, tutti questi movimenti legati al banditismo in Sardegna, vengono affrontati anche da diversi intellettuali, tra i quali spicca il giurista Antonio Pigliaru, che nel 1959 aveva pubblicato la sua grande opera, dal titolo La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico, la quale ancora oggi ci fa conoscere egregiamente il diritto consuetudinario barbaricino. Ritornando all'economia e alla politica, in seguito ai fallimenti riprendeva a piede la nuova emigrazione verso il triangolo industriale dell'Italia del Nord, ossia Milano, Torino e Genova. Inoltre, molti giovani e meno giovani si trasferivano all'estero, in particolar modo in Germania, Francia, Olanda, Belgio, dove le miniere e gli opifici tessili davano lavoro ai giovani e addirittura alle intere famiglie. Ulteriormente, molta gente si era spostata all'interno della stessa Sardegna, riempendo le città. Basti pensare che nel 1971 Cagliari contava quasi 220.000 abitanti, mentre nel 2013 163.000. Perché per queste ultime ragioni, il 26 di ottobre del 72 veniva presentata al Senato la proposta di legge, la proposta per meglio dire del disegno di legge numero 509, firmata dai capigruppi del Partito Comunista, del Partito Socialista, l'ADC, Socialdemocratici e Indipendenti, se non erro, in cui si metteva in chiaro la situazione sarda con le proposte fondamentali per lo sviluppo industriale, per la riforma agraria e pastorale, inoltre anche per gli assetti urbani. Successivamente, seguendo le indicazioni della legge numero 509, il piano di rinascita sardo veniva nuovamente finanziato con la legge numero 268 del 74, conosciuta come secondo piano di rinascita, dove venivano stanziati 1.000 miliardi di lire, ma ancora una volta il mondo sociale ed economico sardo non aveva visto i frutti sperati. Per essere più accanto ai problemi locali, come si suol dire politicamente, più vicini al territorio, il 6 luglio 1974, con la legge numero 306, nasceva la provincia di Oristano. La nuova provincia era vasta, 2.571 km², è composta da 78 comuni. Capoluogo Oristano. La legge era stata pubblicata nel bollettino della regione del 5 agosto del 74. Non dimentichiamo che nei primi anni 70 soprattutto nell'oristanese dominava la democrazia cristiana. Il 74 era stato l'anno che poneva fine al mondo petrolchimico sardo, perché ormai il costo del petrolio era salito alle stelle e di conseguenza la petrolchimica intraprendeva il suo destino, la sua fine. Sottolineiamo una cosa, che nonostante la grande crisi,
la vita e le consuetudini della gente erano mutate e le persone erano più istruite. Potremmo dire in poche parole che i sardi mutavano il loro modo di vivere in ogni suo aspetto, ovvero sociale, psicologico, pedagogico, culturale, in senso lato. In questo periodo cambiava la società sarda e in qualche modo potremmo dire che cambiavano anche i sardi, in quanto si allontanavano da quella identità che li aveva segnati nel tempo, poiché ritenuta arretrata. Quindi vedremo come già i sardi in questo periodo, a mio avviso, incominciano a guardare con occhi diversi il presente eh, con delle prospettive future che lasciano da parte le tradizioni, le consuetudini, la lingua e così via. Comunque, gli anni 70 avevano marcato la disoccupazione, l'agricoltura arretrata e la stessa cosa la pastorizia, la crisi industriale e anche le miniere. La campagna non era più antropizzata come un tempo. L'ambiente con la cementificazione selvaggia era rovinato. Anche oggi abbiamo queste testimonianze, purtroppo. Le città erano strapiene di persone, la cooperazione non partiva in nessun modo, le cantine erano poche e male organizzate, i caseifici e frantumi, la stessa cosa, i quali all'inizio del Novecento erano in auge, come abbiamo visto, ma in questo periodo non avevano nessun sviluppo. Le piccole e le medie imprese non crescevano. Il turismo fioriva solo nelle coste e inoltre era gestito dai continentali, i quali avevano acquistato le terre dei pastori e dei contadini, diciamo, acquistato con pochi denari. Inoltre ricordiamo che le comunicazioni terrestri, marittime e aeree non si vedevano e soprattutto i poli industriali erano falliti. Potremmo dire che la Sardegna era cresciuta, aveva portato al massimo splendore solo il gioco del calcio. Infatti la società sarda rispecchiava il tutto con il Cagliari vittorioso del campionato 1969-70. Infatti solo il gioco del calcio, come dicevo poc'anzi, aveva regalato gioie al popolo sardo, quando nel campionato 69-70 il Cagliari aveva vinto lo scudetto e di conseguenza lo sport era riuscito a distrarre il popolo dai mali secolari che lo colpivano. In questo quadro storico ritengo sia giusto evidenziare grandi uomini politici, i quali hanno dato il lume personale ma anche alla nostra terra in Sardegna, in Italia, in Europa e nel mondo. Infatti in questi anni 70 del Novecento uomini politici avevano messo in luce la loro figura, tra i quali spicca Enrico Berlinguer. Nel 72, il 13° congresso del Partito Comunista, veniva eletto segretario nazionale Enrico Berlinguer, confermato nel 79 e nel 1982, il quale basava la sua politica sulla questione morale. Pensiero che attualmente molti politici, anzi per meglio dire politicanti, dovrebbero prendere come esempio
e farne tesoro, in modo tale che possano rendere un servizio onesto alla società sarda, italiana e, come avevo già detto, europea. Basti vedere i problemi che stiamo affrontando attualmente con i parlamentari europei. Vabbè. L'11 giugno del 1984, nel comizio tenutosi a Padova, Enrico Berlinguer veniva colpito da ictus cerebrale, lasciando la vita terrena. Ritornando qualche anno indietro, potremmo dire che già negli anni 50 erano nati movimenti culturali, giornali, premi di poesia sarda, i quali volevano tutelare, valorizzare e promuovere la lingua e la cultura sarda in ogni suo aspetto. Ma negli anni 70 si assisteva ad potremmo dire, un forte interesse per la lingua e la storia sarda in ambito accademico, politico e sociale, in cui venivano elaborati anche degli studi e iniziative per la difesa, la rivalutazione della lingua, specialmente per poterla inserire nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle pubbliche amministrazioni. Ci tengo a rimarcare che un lavoro molto importante veniva realizzato dai movimenti pro Salimba, i quali avevano promosso e raccolto le firme e la proposta di legge del 1978 affinché venisse riconosciuta la lingua sarda nelle scuole di ogni ordine e grado. Ormai questi movimenti identitari avevano, come si diceva un tempo, avevano fatto soffiare forte il vento sardista. Difatti, in questi anni 70, appunto, il partito sardo aveva preso il volo finito alla fine degli anni 80, conosciuto come il decennio sardista, il decennio che va dal 1979 al 1989. E in questo quadro storico una figura illuminata dei sardisti era stata quella di Mario Melis. Mario Melis era proprio un politico con la P maiuscola. Era un avvocato, il quale aveva ricoperto ogni carica politica, potremmo dire. Sindaco di Oliena, presidente della giunta regionale per 3 volte, europarlamentare e diverse altre cariche. Rimarchiamo anche che il 24 giugno 1985 la Sardegna aveva visto un altro sardo presidente della Repubblica Italiana, Francesco Cossiga, noto il picconatore. Il presidente era anch'egli, ritengo, un politico con la P maiuscola, senza guardare il partito di appartenenza, ma la persona, il politico di spessore. Era laureato in giurisprudenza, aveva insegnato presso l'Università di Sassari, ma viene ricordato dai più soprattutto come un grande democristiano, il quale aveva ricoperto le più alte cariche dello Stato, presidente del governo e del Senato, ministro, sottosegretario, e il sassarese, mi permetto di chiamarlo, come tantissime persone, il sassarese picconatore, era morto il 17 di agosto del 2010, portandosi nella tomba segreti che la storia dovrà ancora scoprire. Ci fermiamo con quest'altra parte della lezione
vi aspetto alla prossima, spero che vi sia gradita la tematica affrontata. Grazie, in buon'ora, un saluto e trigo.